La Vicenza-Bolzano di 272 km con un dislivello totale di circa 6.000 metri. Dal nuovo ponte di Bassano il primo saluto è per un altro ponte famoso, quello sacro nel ricordo dei combattenti del Grappa. È presto ancora, il sole occhieggia appena dalle creste dei monti, l'aria è fresca. Fausto Coppi denuncia la sua buona vena pedalando in magnifica scioltezza. È l'ultimo Coppi del 33esimo giro, questo che vediamo avanzare pieno di speranze all'attacco del Rolle. De Santi è in fuga dalla partenza e costeggia il torrente Cismon a Primolano. Tutto è tranquillo nel gruppo. In coda una caduta che non sembra grave. Lì per lì nessuno si rende conto che quell'episodio muterà completamente. Ma la scomparsa del favorito d'obbligo ha acceso l'ardore combattivo dei suoi più quotati rivali. Robic scatena una prima offensiva attaccando le dure e fangose rampe del Passo Rolle. Lo seguono Bartali, Koblet, Cecchi e Rossello. Bartali ha a sua volta la sfortuna di forare nel momento più topico. Non si scoraggia tuttavia ed insegue. Considerato un campioncino dai competenti, sfodera in salita una scioltezza da fuori classe autentico. Il frastornato De Santi è agguantato a poche centinaia di metri dal culmine. Robic scatta irresistibile e conquista la buono. Koblet è buon secondo. Lo seguono Rossello e Cecchi. Bartali, che insegue tutto solo, passa a 20 secondi. Picchiata dei primissimi su Predazzo. Una nuova foratura a pieda Bartali. Poi è la volta di Koblet. Bartali lo sorpassa e rientra con i primi. Si attacca alla salita del Pordoi di metri 2239, la più alta del giro. Koblet, che forerà altre due volte, si riporta in testa alla corsa con strabiliante facilità. Piove al culmine del Pordoi. La neve toglie luce all'obiettivo. Tremenda la fatica dei corridori in questi ultimi spunti di salita. Magnifico per coraggio e spirito combattivo, il piccolo Robic impone ancora il suo scatto gagliardo ai compagni di fuga. Koblet è di nuovo secondo. Terzo Bartali, la cui carburazione aumentando i disagi si fa di ora in ora migliore. Cauta discesa su Arappa. Un istante di respiro. La strada morde i costoni di Campolungo. Dense e gelide nubi si spostano fumigando a ridosso del culmine.
Serve arresto a controllare i passaggi. Dopo i 5 che dominano la corsa, Pedroni, Pagliazzi e Ronconi inseguono a capopasso. L'anziano e maitomo Cecchi si difende a denti stretti. Fulmine del Gardena, l'ultima grande fatica della giornata. L'uomo di ferro esce dominatore dalla lotta con gli avversari e con gli elementi. La titanica volata conferma in Gino Bartali il più granitico degli atleti in gara. Magnifico per slancio e continuità di impegno, insegue sempre Kubler, ormai a ridosso dei primi. Discesa lunga e snervante su Bolzano. Cecchi è scomparso dalle posizioni di testa. Gino, che aveva ancora forato, raggiunge Robic, Koblet e Kubler, concludendo vittoriosamente il proprio inseguimento. Robic è ormai allo stremo delle forze. Arriverà esausto a Bolzano, è irrimediabilmente battuto. In pista allo stadiolo bolzanese. Le spaventose fatiche non hanno intaccato la mirabile freschezza di Koblet. Egli scatta imperioso e stacca Bartali dalla sua ruota. Purtroppo non ha teso la campana. Bartali ha così modo di rimontarlo e di batterlo sul traguardo in virtù della sua superiore esperienza. Il pensiero di Fausto ferito e sofferente all'ospedale offusca la gioia del vincitore.